Buonasera a tutti, buonasera a tutti, questi TV, ite guarda de oie, di primo de lampada, la missa e vinti, sese, che cominciano su mese nuovo, cominciano, ma ormai non la mangiava a scatto, andiamo già dai nantisi, come bisemo, sì, non è tutta videata, un attimo, ecco qua, scusate, eccola direttamente a come che si presenta sa di oggi, che si presenta di voi, tutto bella limpia, però va vento, un bello ventello brisco e la temperatura è scomparsa adesso la terapia il marca da 27 gradi. Ecco, questa è un'altra fotografia. E dico che non era sul Taravallo non narrata praticamente spalattato di una mia stagione che poi mese popolato prodotto su desto dessa vie. Crasa in via De Martisi, Amus invece mese popolato viene da Saldec e poi popolato viene a Sastrese e a Sastrese viene a Scarchivutivo e Alba. Dal Salvatore in poi torna mese popolato, 27 gradi, temperatura massima. Oh, andiamo da innanzi, ecco qua. Questa è una borsa di studio del valore di 2000 euro ognuna. Fondazione Professor Giovanni Antonio Sulas, Ollus, indice un concorso per conferimento del numero 20 borse di studio del valore di 2000 euro ognuna a studenti meritevoli in condizioni economiche disagiate residenti nella provincia di Nuoro che conseguiranno il diploma di scuola secondaria superiore nell'anno scolastico 2025-2026. Le borse di studio sono destinate ad incentivare la frequenza presso università, istituzioni o enti equiparati nell'anno accademico 2026-2027. Nelle graduatorie di merito sarà data precedenza agli iscritti nell'area delle discipline dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, non si può terminare. La domanda di partecipazione al concorso, da compilarsi su apposito modulo, può essere scaricata dal sito della Fondazione www.fondazionesulas.it oppure richiesta presso Fondazione Professor Giovanni Antonio Sulasonno, via Leonardo da Vinci, numero 40 0800 Nuoro. La domanda deve essere presentata compilata in ogni sua parte, sia via mail che via posta. Andavano da innanzi Antonio Marra, sono da chi Schire, chi Sorgono, Giuseppe De Maio, de Lampatas, sul santuario di San Marco, va a essere presentato sul libro suo, Pretas, a cura di Eliano Cau. E andiamo da si sport, casa, vamo di sport, no, però non è scusto, scusate, non è scusto, sono Michele. Domani festeggio, non è scusto, non è scusto. E vabbè, abbiamo sbagliato, comunque già sta a casa, due de Lampada, 2026, questo torneo di calcio giovanile polisportivo abitese, Gian Pietro Ruiu, sesta edizione. E comincia ad andare Manzano a San 9, però io non ho fatto toccamento, ma non che stinocchio un attimeggio che anche lui mannamolo. È giusto chi si da su questo è giusto. Allora, un attimeggio che cavolo, farina, ecco qua, andiamo su. I nocchi prima e poi dai nocchi li andiamo a dai, che è tutto un passaggio di quinto mizza cosa. Un attimeggio, ecco qua, questo come andiamo, ecco qua, e quindi come deve essere arrivato, non deve arrivato, stiamo, perché non è arrivato. Non basta arrivare, vabbè, che hanno arrivata
Lunedì è comunque sia a casa, a cominciare dalle 19, comincia questo torneo che in tre categorie del Tizinedro. In effetti sono pulcini, piccoli amici e primi calci, non vi sono esordienti. Primi calci. Bene, andiamo da innanzi, tanno e amo l'appuntamento sempre in vizi su 13 dell'Ampa dal 2026 della Sassese in Piazza Pitalisi e in un bevesse 150 e il 40° anniversario della morte di Giorgio Asproni 1808-1876, la laicità come visione, Giorgio Asproni tra pensiero politico, impegno civile e modernità. Premio Asproni, cittadinanza, scuola e partecipazione, rivolta agli studenti del terzo anno della scuola secondaria di primo grado di Bitti delle comprensori di Bitti. Allora, chi è vata tutto canto in occhio, chi è interventi, saluti istituzionali, convegno e riflessione pubblica coordinata da Dario Cosseddu, un momento di approfondimento dedicato alla figura di Giorgio Asproni, protagonista del pensiero politico laico democratico dell'Ottocento italiano, moderatrice Marilena Ornesu. Asproni e Bitti, un legame indissolubile. Gavino Angius, Fondazione Asproni. Poi letture di brani asproniani a cura delle studentesse e degli studenti dell'ICS di Bitti. Poi Asproni, la scuola e l'istruzione come strumento di consapevolezza e libertà, Dario Farina, studioso e docente dell'ICS di Bitti. Museo e Asproni, cittadini di Bitti e protagonisti del loro tempo. Classe prima ICS di Bitti. Cerimonia di premiazione degli studenti partecipanti al premio Asproni per la scuola. Questa è l'ultima base del evento di Crasa. Con la Moscosa prima pagina sul giornale, riservamo di nuovo. Cagliari scoppia l'allarme Ebola, parecchio allargo, invece non siamo mai a largo sul mondo, e il minore sempre viaggia, e chi dice viaggia una malattia, la malattia è andata a scuola. Un uomo rientrato dal Congo con febbre e cefalea ricoverato alla Santissima Trinità e quindi potete essere appunto chi va a traccia di Ebola. Allarme per un soggetto, caso di Ebola a Cagliari, un cittadino italiano di 46 anni di origine congolese, è rientrato sabato notte dal Congo con febbre e cefalea, è ricoverato al Santissima Trinità, un campione del suo sangue, è partito per lo Spallanzani di Roma. Il paziente è in isolamento, avverte il primario di malattie infettive Goffredo Angioni in attesa dell'esito degli esami. Ripartono i viaggi dei migranti, 49 migranti soccorsi nel Golfo di Cagliari, altri 7 approdati vicino a Sant'Anna al Resi. West Nile in fila per il kit anti-zanzare, e questo zanzare in oristano, vaina, la West Nile fa paura agli oristanesi che ieri mattina si sono messi in coda, scusate, per avere il kit anti-zanzare, circa 900 quelli consegnati dagli operatori della provincia. Questa campagna funzionerà se parteciperanno tutti. Tyrrhenian Link, traffico ingolfato, cantieri che bloccano il flusso, automobilisti infuriati. Va bene, poi vamos Olbia, coltellate sul lungomare, grandi ventenne in Olbia, potete scrivere. Andiamo, lasciate la pagina, è precisa, andiamo a Nuova Sardegna. Sospetto caso di Ebola, e bisogna ginocchio puro che stamattina si questione, 48enne arrivato dal Congo in isolamento in ospedale. Oggi arriveranno i risultati dei campioni dallo Spallanzani di Roma. Spiagge è già pienone, la spiaggia sono già massacro, 2 rider per rubare le pizze, indagati 3 ventenni di Sorso, solo può fuori la spizza,
troppo clamore e crea falsi allarmi. Se usai danni del infettivologo Bassetti sviluppa questa questione Ebola. Psichiatra sul caso Alghero. Il video degli attivisti nei ragazzi resta solo la negatività. Cioè in Alghero hanno proiettato un filmato animalista, pecoso, chi non manca campezza, eccetera, eccetera, e così via. In si scuola elementare, cioè che ne idere masellan animale, eccetera, eccetera, su Coranne, questo spizzinetto, schircanne dell'uso convincere a diventare chi ha isso, specoso. Allora, un video cortometraggio, siamo in provincia di Nuoro, un video cortometraggio su Mannironi. Domani sera l'omaggio della città all'avvocato componente della Costituente. Domani sera alle 19 nell'auditorium della Camera di Commercio, in occasione dell'80° anniversario della nascita della Repubblica, il Comune, l'ISAC Sardegna, l'Istituto Nazionale Ferruccio Parri, la Regione e la Fondazione di Sardegna presenteranno in anteprima il video cortometraggio dedicato a Salvatore Mannironi, avvocato nuorese eletto nell'Assemblea Costituente nel 1946. Oh, e no che vamos a Nuoro e in Ogliastra i campionati per ingegneri, no, non sono cramati, centinaia di partecipanti, tecnici e accompagnatori da tutta Italia. Oltre 2000 ingegneri atleti da tutta Italia a Nuoro e in Ogliastra per il 70° congresso nazionale degli ingegneri e i campionati sportivi nazionali 2026. Inocchiamo una Est Sant'Antonio in particolare, ma come la Treighina, invece di essere una novena, è Treighina. 13 giorni di preparazione nel santuario campestre. Iniziano oggi le celebrazioni di San Antonio di Padova con la cosiddetta Treighina che apre la parte religiosa della festa, che coinvolge l'intera cittadina e assume una particolare solennità in un momento di partecipazione e di fede sociale. E vabbè, a Treighina, in Macumele, no, che San Novena, ma a Treighina. Tirreni all'Inchi, un'estate in coda sulle vie del mare, sono colonne che in questo cavo, e quindi la strada era buttinata già in Terramala, questo in Beana, Capitana, Foci, Maracalagoni, Selargios. Allora, l'ombra di Ebola fa paura a Cagliari, ricoverato a 46 anni arrivato dal Congo, campioni di sangue inviati d'urgenza nella notte allo Spallanzani di Roma. Tutte bianche, maschere antigas, ansia al centro. Negozianti e residenti della zona in un stato individuato di questo tipo, con il fiato sospeso durante l'intervento. Quando abbiamo visto la polizia e i vigili del fuoco, abbiamo pensato che dovesse sfondare una porta per qualche intervento, ma poi sono comparse le persone con tutte bianche integrali, con tanto di cappuccio e maschere antigas. A quel punto si è diffusa la voce che potesse essere un virus, ma mai avremmo pensato che si potesse ipotizzare l'Ebola. Stefano Collu, con Stefania Collu, commessa in via Manno, ha assistito con il fiato sospeso all'intero soccorso del paziente che si teme abbia contratto il virus dell'Ebola.
E hanno messo in sport Cagliari al via alle grandi manovre per Pisacane bis, dal crack palestra al flop Prati, le pagelle di tutta la stagione dei giocatori rossoblù, Caprile, Spirito, Gaetano e Ober, super. Vabbè, e quindi parecchi danno un movo da Caprile, propone poi da via. Bene, chirurgia robotica e superbatteri, le sfide dell'ortopia del futuro. Al convegno di Olbia, le nuove frontiere della medicina grazie all'apporto della AI. Codoni, AU, operazioni più precise, ma il chirurgo mantiene un ruolo cruciale, cioè l'intelligenza artificiale a Sasora non opera, ma opera sul chirurgo, no? Servin è una creatura di come in realtà intelligenza artificiale. Video shock degli attivisti in classe sui bimbi solo effetti negativi. La psichiatra Nivoli, l'intensità emotiva a quell'età non viene rielaborata, rimane solo il senso di sofferenza e il trauma, l'apprendimento è altra cosa. Ma vai, che non parlo come che sono sticchito in scuola, questo tipo. La chiamano sensibilizzazione, ma somiglia molto ad una imboscata emotiva, quello che è accaduto alla scuola della Argillera di Alghero. Mostra il cortocircuito di un'epoca che ha fretta di far crescere i bambini, saltando i passaggi della loro maturazione. Una lezione sui diritti degli animali si è trasformata in un piccolo caso nazionale, ma oltre le denunce dei genitori e i silenzi della scuola resta il nodo più delicato. Cosa succede nella testa di un bambino quando lo shock prende il posto dell'educazione? Appunto. Genitori ed alunni contro la scuola. La dirigente doveva informare. C'è una Leone. La protesta. Troppo piccoli per messaggi come il veganesimo, macchinesimo. La bufera che ha investito la scuola primaria della Rogellera non accenna a placarsi. Anzi, la vicenda rischia di approdare al Parlamento, con il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara che potrebbe essere chiamato a rispondere di quanto accaduto nelle aule dell'istituto algherese. Al centro della polemica c'è un incontro organizzato con due attivisti dell'associazione animalista Anonymous Forte Boilers, autorizzato dalla dirigente scolastica senza alcun preventivo coinvolgimento delle famiglie. Pensate un fatto. Lettini più cari, polemica tra i balneari e i consumatori. Per il report la Sardegna è tra le regioni con i maggiori aumenti. La smentita dagli stabilimenti: non tocchiamo i prezzi da anni. E quindi chi è l'ha baitato questo aumento del prezzo? Già in caros prima, per sapere, vabbè, io non ho mai applicato. Sotto l'ombrellone il tassametro di lettini e ombrelloni sarebbe fuori controllo e nell'isola è Alghero ad essersi guadagnata una posizione da podio delle località simbolo del caro spiaggia italiano. A certificare il dato è l'ultima indagine dell'autoconsumo che descrive i parametri da spiaggia per l'estate 2026, partita ufficialmente ieri con il weekend lungo del ponte del 2 giugno. Allora, fisco, allarme IRPEF per le partite IVA, pagano il doppio dei dipendenti. Ecco, si non pagano nulla. La CGA, la media è 8.331 euro per gli autonomi e 4.215 per gli impiegati e operai. L'idea
che i dipendenti e i pensionati paghino per tutti continua a circolare con sorprendente disinvoltura, nonostante sia smentita dai numeri. È una narrazione semplice ma fuorviante. I dati delle dichiarazioni dei redditi restituiscono infatti una realtà totalmente diversa. In media gli imprenditori e lavoratori autonomi versano praticamente il doppio dell'IRPEF rispetto a chi percepisce redditi da lavoro dipendente o da pensione. Ignorarlo significa alimentare un dibattito pubblico fondato più su slogan smacatamente di parte che su evidenze statistiche e quanto afferma la CGA, scusate che si lega un pochettino male, Melingrando, forse lega mezzo, secondo la quale dalle dichiarazioni dei redditi 2024 l'IRPEF media pagata dagli imprenditori e dai lavoratori autonomi si attesta in 8.331 euro. I lavoratori dipendenti si sono fermati a 4.215 euro, mentre i pensionati a 4.006 euro. In termini percentuali significa che le partite IVA versano circa il 98% in un primo cioè il 98% in più rispetto ai dipendenti e addirittura il 108% in più rispetto ai pensionati. Divari rilevanti, difficilmente ignorabili o ridimensionabili, che trovano spiegazione nel fatto che i redditi medi dichiarati dagli autonomi risultano essere nettamente più elevati delle altre due categorie di contribuenti. La lotta all'evasione e alla sottodichiarazione resta una priorità imprescindibile anche tra gli autonomi. Con la massa politica internazionale, inoltre investe Trump, Iran, la controproposta di Trump. Il leader USA inasprisce le richieste, impegni più stringenti sul nucleare, ma non solo, ma viene tutto il stretto di Hormuz praticamente. Gli iraniani richiedono a mantenersi il controllo, pare che soldi sono. Donald Trump punta ancora ai piedi e decide di chiedere modifiche piuttosto significative alla bozza di memorandum in discussione con l'Iran, dando il via libera al terzo ciclo di correzioni della proposta USA. I mediatori, a partire dal Pakistan, dove l'alta rappresentante UE Kaja Kallas si recherà lunedì per l'8º dialogo strategico bilaterale, spingono sulla discussione degli aspetti da definire, mentre la bozza revisionata nella riunione della Situation Room, convocata venerdì dalla Casa Bianca, è stata recapitata a Teheran in vista della relativa approvazione. Ma petrolio russo, l'UE vuole congelare il tetto massimo sul prezzo. È stata la mossa di Bruxelles per sterilizzare gli effetti della crisi di Hormuz. Arriviamo all'ultima pagina. Sulla tregua, Trump alza la posta, Israele avanza ancora in Libano. Zelensky accelera sui negoziati, Mosca intensifica gli attacchi. Si apre il dibattito sul possibile futuro europeo dell'Ucraina, mentre sul terreno continuano gli attacchi russi. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky rilancia l'appello ad una accelerazione dei negoziati di pace prima dell'arrivo dell'inverno, sostenendo che Kiev si trova oggi in una posizione più favorevole rispetto ai mesi scorsi. In una intervista dell'emittente statunitense, ciò ha dichiarato il leader ucraino. Legge elettorale, parte l'esame alla Camera, via alle audizioni sul testo del centro-destra. Praticamente commentiamo un atto che comanda fate legge e Meloni fa che non ha legge
a conto suo, a convegna sua. Melonellum, la Nacamale, che ormai veste questa moda, deve usare questo termine, e quindi stiamo aspettando questa legge Melonellum che è tutto a favore suo. E tancamos le novela de hoy sin questa sigla, la sigla sua del tancatura. Melonellum. A me sorridere, buona tutto dai,